anche lui belga, mentre ci fanno vedere alcune parti della prova proprio di Clearen. Ottimo, eccolo qui, Maurice van Rusbreck con Le Cap Holsteiner, Castrone Baio Holsteiner, nato nel 1992. Eccolo qui, Maurice van Rusbreck, il belga, lui che attualmente nel ranking mondiale 220esimo, è nato nel 61. Nel 2000 partecipò anche alla Nations Cup a Bratislava, vinse il primo posto, è sposato, lui è proprietario di cavalli, nella sua vita di professione fa questo, alleva peraltro anche cavalli, è sposato con Elke, ha due figli, Catherine e Michael, di 15 e 13 anni, 15 Catherine e Michael di 13 anni. Vive a Dittingen. Ah, l'errore. Purtroppo l'errore per Maurice van Rosbreck. Finora non era andato malissimo questo binomio. Tanto ancora il largo. Adesso una girata a mano sinistra piuttosto evidente in questa parte per il verticale. Non è rapidissimo, però insomma qui ce la mette tutta, tocca con gli arti anteriori sul largo il penultimo. Bravo, 70-84, una penalità, non arriva al barrage, peccato per quell'errore a metà percorso poi di fatto. Quindi niente barrage, ora andremo a Mark van Dijk, chissà, forse Van Dijk come il pittore fiammingo, attualmente 116esimo Van Dijk. Mark van Dijk assieme a Veresel Golia, è un castrone baio nato nel 1992 da Capitol e da Caletto I. Mark van Dijk, eccolo qui, Van Dijk infatti. Abbiamo sentito un po' lo speaker, ci facciamo dare un piccolo suggerimento per le pronunce. Quindi andiamo a vedere cosa farà Mark van Dijk, nato nel 1960, non ha mai vinto tappe di Coppa del Mondo. È stato diverse volte però ai campionati del mondo, nel 2000, soprattutto in Belgio. Ha vinto, peraltro vinse proprio la Coppa del Mondo come campione del mondo come Young Riders, come giovane cavaliere. Mai all'Olimpiade. È sposato con Carina De Vos, anche lei peraltro è una amazzone. Non ci sono errori finora per Van Dijk, ecco, ci smentisce subito nella doppia gabbia nel primo elemento del primo largo. 4 di penalità quindi. Anche lui fuori dal barrage, finora soltanto in 3 al barrage, al percorso netto per Clearen, Dimmersman e Bernardo Alves. Bravo nel largo, nella gabbia, chiaramente il primo elemento della gabbia qui, bravo perché dà una bella velocizzata al suo Everest Goliath. Verticale errore, secondo errore però nel verticale, ha fatto la cosa più difficile, poi su quella forse più semplice, ancora un errore, 12 sono tanti adesso. 3 errori in tutto, 12 di penalità. Verticale, passato bene. Ora andremo al penultimo ostacolo, sentiero, e poi dopo il largo il percorso di sentiero appunto con il verticale. Sono 16 di penalità per lui, Mark van Dijk, quindi 16 di penalità, 72,58, avete visto, piuttosto lontano nella classifica. Ora vedremo tra poco Steve Guerdat, qui ci vanno a vedere alcune, intanto la regia belga, alcuni errori proprio del cavaliere di questo binomio. Steve Guerdat assieme al suo Isola Jeu de Fontaine, uno stallone sauro svizzero. Eccolo qua Steve Guerdat. Per Steve Guerdat ci sono attualmente 15esimo nel ranking della Coppa del Mondo. Guerdat ha vinto 2 volte tappe di Coppa delle Nazioni dell'82, molto giovane, è nato a Bascour in Svizzera. Steve Guerdat, quindi la Svizzera francese, tanto per intenderci, è stato anche ai Giochi Olimpici 50esimo.
quinta invece fu la svizzera. Sesto nelle finali di Las Vegas per la Coppa del Mondo, assieme al suo Pialotta. Non male finora Steve Gerda, la parte iniziale di fatto dopo i primi due ostacoli. Qui nel verticale arriva un po' sotto, poi riesce a tirarsi su. Andiamo a vedere cosa farà della doppia gabbia, un po' lento ci sembra. Verticale con tavole, non è veloce ma è bravo poi a tirar su di fatto, a saltare, a tirar su il proprio castrone baglio. La triplice e voilà, bene per Gerda, niente male. Anche qui peccato nella gabbia, nel primo elemento della gabbia, nel primo largo del passaggio di sentiero, l'errore, 4 di penalità. Poi la piega a mano sinistra, la girata a mano sinistra, adesso ancora in traiettoria per il verticale, ben saltato, ancora un largo, nuovamente una girata a mano sinistra per Gerda. Si prepara per il prossimo verticale, lo salta bene. Ora ci saranno gli ultimi due ostacoli di fatto, il passaggio di sentiero, il largo, e alla fine il verticale. Per chiudere, peccato, 74-16, un tempo non straordinario, peccato per l'errore con l'eventuale netto. Avrebbe potuto accedere anche lui al barrage finale, è quinto comunque, non male. Ricordiamo che ovviamente anche chi non accede al barrage poi comunque ottiene punteggi per la classifica finale. Tra poco Vincent Verne con Gestion Priamused, un stallone esauro nel 95, nato da Pucci e da Grannus. Vincent Verne, olandese, 522esimo Verne. È la prima volta che partecipa a una Coppa del Mondo. È stato campione regionale comunque, campione olandese, sempre con Gestion Priamus. Si preparano adesso questo binomio Verne con Gestion Priamus, largo, ben saltato. Andiamo a vedere come effettua il verticale, un po' fortunato qui, passa sotto, poi una girata a mano destra. Ancora il verticale. Sornione, sembra tutto calmo, lento. Buona la doppia gabbia, non buono però il verticale con tavole, quindi l'elemento di mezzo della doppia gabbia. Ora attenzione, perché dopo questa bella girata a mano sinistra c'è il verticale e poi la triplice. Questa è la parte probabilmente più impegnativa, perché avviene dopo la seconda gabbia nel percorso. Anche largo, bene la gabbia, buona. Qui è bellissima questa parte, che c'è la doppia gabbia, un largo, un verticale triplice e ancora una gabbia. Certamente, diciamo prima, un percorso dispendioso. Per il momento Vincent Verne male non è andato, peccato per l'errore che gli vale 4 penalità, che vale a questo binomio con Gestion Priamus 4 di penalità, e quindi non poter accedere al barrage. Ecco, secondo errore qui, però è stato un po' sfortunato, l'ho toccato proprio con l'arto inferiore e posteriore il suo cavallo, saltato bene il largo, l'ultimo verticale. Il tempo non era neanche malissimo, perché è un 71-62. Peccato per gli errori di Vincent Verne, che quindi non accede al barrage, settimo attualmente con 71-62, dicevamo prima. Dopo Vincent Verne andiamo a vederci insieme Pierre Geril, il belga. Qui vediamo alcune fasi proprio di Verne. Con Seacoast Conan, un Holsteiner stallone marrone, nato nel 97 da Concerto. Per Perry Geril, 700esimo della classifica ranking mondiale, però non ha mai partecipato, questa è la prima volta che partecipa alla Coppa del Mondo. Ha partecipato su 2 volte a 2 tappe di Nations Cup, non ha avuto mai neanche grandissimi risultati come Young Rider. Correva nel binomio, era con Herpuri, Sant'Onore Liquido, è arrivato ottavo nel 2000 al campionato europeo proprio per giovani rider, per giovani cavalieri. Qui vediamo che va anche un po' a tranquillizzare il suo Seacoast Conan e rammenta, o meglio ricorda, ripassa mentalmente quelli che sono i salti da effettuare. Qui passa ora dinanzi alla fotocellula il primo largo, poi subito dopo il verticale, entrambi passati bene. Girata a mano sinistra adesso,
per la preparazione a questo verticale. E ora andiamo alla doppia gabbia. Verticale con tavole, quella è la parte più difficile, almeno finora dove sono stati più problemi. Devo dire che qui si è ben comportato. Adesso ancora una verticale, poi il triplice. Qua si prepara bene. Ah! È andato proprio a vuoto perché sembrava quasi volesse correre in aria, in assenza di gravità. Seacoast Conan. È andato a vuoto e poi in pratica col movimento dell'arto posteriore ha colpito un elemento della triplice. Qui buona la gabbia intanto. 8, 2 errori. 8 di penalità per il cavaliere belga, dopodiché ci vedremo Pius Schweizer. Naturalmente lo ripetiamo, sono stati Christoph Klieren nel netto, poi abbiamo Dirk Dimmersmann e Bernardo Alves. Quando siamo giunti, questo è il 13° binomio che seguiamo, tra poco vedremo insieme, il 12°, pardon, questo è il 12° e vedremo il 13° tra poco. Ottavo, 82,04, è andato peraltro oltre il tempo massimo, che è di 79, lo ricordiamo, dopodiché ci sono altre penalità, non è però il tempo di squalifica, ovvero oltre il tempo limite di 158 secondi. E questo è il passaggio che dicevamo prima, sembra quasi che volesse continuare a correre in aria Seacoast Conan. Ora Unique è un castrone baio svizzero per Pius Schweizer, 125esimo attualmente, nato nel 66, vinto 8 tappe di Nation Cup. Per lui si prepara adesso quindi Pius Schweizer, stato finora in Svizzera fino a questo momento in buona forma il cavaliere svizzero. Non è in ogni caso tra i primi 30 della classifica, c'è invece Markus Fuchs, 22esimo, per quanto riguarda proprio la Svizzera. Doppia gabbia. Affrontata bene, poi una girata a mano sinistra. Ed ora occhio al triplice, ovviamente, è l'elemento molto difficile, eccolo qui, lo ricordiamo, un largo con una fila di barriere in più. Ancora un largo, ancora l'altro largo che compongono la gabbia, i due elementi. E questi pure passati con, direi, una certa agilità, una certa scioltezza. Per Schweizer, Pius Schweizer con il suo Unique. Si avvicina, potrebbe avvicinarsi, qui siamo nella parte finale praticamente conclusiva al percorso netto. Pius Schweizer affrontare adesso gli ultimi due ostacoli, il passaggio di sentiero ed ora il verticale. Attenzione, vediamo anche il tempo interessante, 71,07. 71,07. Passa al barrage Pius Schweizer su Unique per la Svizzera. Lo rivediamo qui in alcuni momenti. È stato molto bravo, una girata adesso a mano sinistra che lo porterà ad affrontare il prossimo ostacolo. Tanto dalla Svizzera andiamo un po' più a nord, la Norvegia, Morten Djupvik con il suo Bushmine Scaloma Z. È un baio femmina nato da Cartago nel 1995. Djupvik finora poche partecipazioni, soltanto nella Nations Cup 2 volte ha partecipato, il norvegese, per lui 877, questo è il numero della posizione nella classifica mondiale. Piuttosto però qui sembra sicuro di sé, perché parte adesso subito con il primo largo e con il verticale, qualche problema forse, girata a mano destra poi. Ad affrontare ancora un altro verticale, tra poco si avvicinerà la doppia gabbia. Eccola, primo elemento saltato, verticale con tavole, sbagliato e poi largo. Terzo elemento della doppia gabbia che viene invece superato, sono finora un errore, 4 penalità per lui. Accelera un po' qua nel triplice, è bravo. Sotto anche poi un po' a frenare, quantomeno a rallentare, l'errore c'è però nella gabbia, nel primo elemento della gabbia. 2 errori.
8 di penalità, fuori anche lui dal barrage per, come dicevamo, il norvegese Djupvik. Tra poco vedremo anche Gerfried Puck con il suo Westfalen castrone baio. Fasi conclusive per il cavaliere norvegese, passaggio di sentiero passato, ora il verticale anche qui con 68-64. Peccato perché il tempo era certamente non era il migliore per il Clearen 68,55, però insomma un ottimo tempo con un settimo posto parziale per questo binomio, per Djupvik assieme al suo Basmainska Loma. Siamo al 15° binomio. Gerfried Puck, austriaco, assieme al suo Baio, castrone Baio, Bleeker Westfalen, diciamo prima. Si preparano ora per Gerfried Puck, 70°, è nato nel 73 nel ranking mondiale. Non ci sono vittorie in alcuna tappa, 15 le sue partecipazioni. Non aveva partecipato alle finali neanche di Coppa del Mondo, così come alle finali chiaramente del campionato del mondo. A livello regionale lui ha partecipato anche a San Patrignano, sempre con Bleeker, 23°, arrivò nel 2005, quest'anno praticamente. L'anno passato, ovviamente siamo nel 2006, quello dobbiamo un po' ragionarci su. Quindi per lui la partecipazione anche al concorso ippico internazionale di San Patrignano per Puck. Per il resto non ha avuto mai grandissime situazioni. Qui intanto va a affrontare la doppia gabbia. Buono il verticale con tavole, buono anche l'ultimo elemento. Ora ancora una volta. Bravo anche nella gabbia, in scioltezza. Ora una bella piega a mano destra per un verticale. 2 verticali di seguito. Pardon, questo, poi il prossimo. Il largo, siamo già nella parte dove adesso si va a girare con mano sinistra per raggiungere praticamente la parte finale. Passaggio di sentiero, un largo, eccolo qui, e poi il verticale alla fine, che va a chiudere i 460 metri con 69,23, un errore, 4 di penalità. È soddisfatto in ogni caso, direi che ha ragione Gerfried Puck, il suo bel Bleeker Westfalen castrone Baio. Vediamo qui ancora qualche piccola sbavatura per il cavaliere austriaco. Ora ci spostiamo in Nuova Zelanda con Grant Wilson, 1384 nel ranking, ha preso parte a 3 coppe delle nazioni. Per lui non è mai andato oltre un 9° posto a Radier nel concorso ippico internazionale di Drammen con Radier, in Norvegia nel 2003 addirittura. Siamo piuttosto in là con il tempo. Qui insieme al suo baio femmina Utopia Van de Donkeve, nata nel 97 da Robin II e da Chin Chin. E direi che insomma nome nomen, come dicevano i latini, ovvero nel nome il destino, Chin Chin, perché siamo il 2 del secondo giorno dell'anno. Nel nome della mamma c'è un Chin Chin che può essere di pro per tutti voi all'ascolto per questo nuovo anno. Una sorta di brindisi, diciamo così, dal Belgio. A vedere cosa faranno però questo binomio, come affronta la doppia gabbia, verticale con tavole e poi il largo finale. Ora una bella piega, bella girata a mano sinistra per affrontare ancora una volta il verticale e la triplice. È una parte molto molto dispendiosa, perché poi tra le altre cose il cavaliere è costretto ad accelerare per poi rifermarsi un po' nella gabbia. Peccato, con l'arto posteriore destro, se non sbaglio, ha toccato l'ultimo elemento, il secondo elemento della gabbia, il largo. È piuttosto veloce fino a questo momento il binomio, un errore comunque, 4 di penalità. In caso sta accelerando il neozelandese Wilson, Grant Wilson. Andremo poi a vedere Pia Louise Aufrecht. Peccato per questa serie di errori finali. È andato bene, guardate che tempo, 66,05.
Era stato di gran lunga il più veloce. Ha usato. Complimenti perché in un caso è 12° per un buon tempo, ci sono diversi errori, però complimenti perché ha usato tanto e è stato un po' sfortunato, rivediamo. In ogni caso ha avuto la... qua proprio si guarda dietro, quasi a capire che c'era qualcosa che non andasse. Se ne rende conto. Pia-Louise Aufrecht, tra pochissimo, la tedesca, assieme al suo Hochfud Liederbach Sabriska, è un bavarese, baio femmina, bavarese, chiaramente l'accorciamo in Abriska, nata nel 94, eccola qui Aufrecht, Pia-Louise Aufrecht, con Abriska Liederbach. 77 questa ragazza di Affalbach, vicino, tanto per intenderci, Stoccarda, attualmente è 36esima nel ranking mondiale. Lei che ha una sorella, Eva Maria, la quale è una Young Round 19 anni, Young Rider 19 anni, però effettua il dressage. 3 vittorie in 3 Nations Cup per lei, Coppa delle Nazioni. Nel 99 il concorso olimpico nazionale di Poznan ha vinto assieme al suo Tripas, e qua certo che finora si sta comportando, direi, molto molto bene. Maria Pia-Louise Aufrecht, nato nel 94, la sua Abriska dall'Odron e da Acor Primo. Bravo, vediamo un po' come va nel triplice. Wow, che eleganza, sembra quasi essersi fermata nell'aria durante il salto. Bello, bello ed elegante. Qui si gira perché sento un rumorino, vediamo la girata a mano destra. Niente da dire, finora si sta ben comportando questo binomio, veramente di gran lunga il più bello forse che abbiamo visto, dopo Klieren, comunque è andato molto bene, come De Mirsman, anche l'altro belga. Ci potrebbe essere anche qui forse un percorso netto, fino lo ricordiamo soltanto Schwitzer, Klieren, De Mirsman e Bernardo Alves, il brasiliano, proprio il secondo a partire. Qua siamo con Pia-Louise Aufrecht, eccola qui, chiude 69-48, il percorso netto va al barrage, brava, l'applauso del Vlaanderens, l'impianto Vlaanderens di Mechelen, brava, sì, qui va a dare delle belle pacche al suo abbaio femmina, a Brisca, rivediamo, è stato qui fortunata, ha vibrato l'elemento del largo, sapeva di essere stata un po' fortunata, ma ci sta. Julian Melchior adesso, assieme a Levisto Z, Holsteiner, stallone grigio. 3 partecipazioni per lei a tappe di Coppa del Mondo, 138esima attualmente la ragazza belga. 2005 è arrivata 12esima a Schaffhausen con Olympic Z, era quello del binomio. E poi a Vilamura in Portogallo con Espoir Z, terzo posto. Intanto qua un errore, primo nel verticale. Non è un buon modo per affrontare la doppia gabbia, infatti c'è anche l'errore nel verticale con tavole e l'errore poi nell'ultimo elemento della doppia gabbia. Sono tanti già gli errori. Verticale buono, vediamo cosa succede col triplice. Ah, bene. Certo, quella è la parte dove c'è anche più possibilità forse di saltare, poi c'è l'errore un altro errore, sono già 16 penalità per lei, insomma, lontanina, diremmo così. Julian Melchior. Non ha fatto finora vedere grandissime cose questo binomio. Una bella girata adesso a mano sinistra, si prepara per affrontare il verticale, qui c'è. Poi gli ultimi 2, questo passaggio di sentiero e poi l'ultimo verticale. Per 70-31, tempo non è che fosse malaccio, gli errori però sono tanti. La parte iniziale soprattutto, 15esima in ogni caso, la ragazza belga, Julian Melchior. Diciamo, sono 12 i belli, tra Mazzoni e Cavalieri di nazionalità belga qui in casa. Qui vediamo proprio il primo errore, il verticale, poi errori che si sono ripetuti soprattutto nella doppia gabbia, nel verticale con tavole, come vediamo qua, e anche nell'elemento l'ultimo elemento, vediamo che va proprio a guardare. Lei si gira. Mikael Forsten, finlandese, con Isaac Dujionke.
castrone Sauro del 96 nato da Leken e da Jasmine. Per Michael Forsten 150 la sua posizione nel ranking attualmente mondiale. Per lui ci sono... Lui tra le altre cose è sposato con Nora, fa questo di professione, ovvero il cavaliere. Vive a Limburg, vinse nell'88 ad Ipaja in Finlandia, dopodiché non è che ha avuto grandissimi, insomma, risultati. Parla però, pensate, 4 lingue, perché parla l'inglese, il tedesco, il Dutch, l'olandese e il finlandese ovviamente. Ama molto la motocicletta, il golf e, come detto, appunto poi insomma curarsi dei suoi splendidi cavalli. Qui con Isaac Dujunché, per il momento 2 errori per questo binomio. Adesso una girata a mano sinistra per affrontare il verticale e qui c'è, non è che vada malissimo in questo caso. Ora siamo nella parte di fatto finale, buono anche il largo e l'ultimo verticale che porta un 69,45, tempo discreto per il finlandese, peccato per gli errori. Vediamo cosa dice. Decimo con 2 errori, 8 di penalità per Michael Forsten. Vedremo adesso Holger Wulscher con Clausen, un Holsteiner, un bel castrone baio del 96 nato da Calato e Corleone. Per Holger Wulscher, il tedesco nato nel 1963, ha vinto una tappa di Coppa del Mondo sulle 44 alle quali ha partecipato. Sposato con 2 bambini, vive a Passen e qui è partito bene per la prova con il suo Clausen. Girata a mano destra adesso per il verticale. Andiamo a vedere adesso cosa accade nella doppia gabbia. Buono il largo, verticale con tavole, via, largo, via. Uno stile non straordinariamente bello, abbiamo visto sicuramente Clearen e soprattutto fino a questo momento Aufrecht con uno stile certamente più bello. Qui 2 errori intanto, uno dopo l'altro. Ancora il verticale, poi linea per affrontare il verticale ancora una volta, per poi andare a vedere insieme cosa accade qua. Buona, girata a mano sinistra ora. Ancora un verticale. Passato agevolmente, sono 2 gli errori, 8 di penalità fino a questo momento per questo binomio. L'ultimo passaggio di sentiero, ultimo però non ultimo ostacolo, l'ultimo ostacolo è questo, 72-16, in tempo non straordinariamente veloce per Holger Wulscher, 13° con il suo Clausen. Andiamo a vedere adesso, dopo Holger Wulscher, Heinrich Hermann Engemann, altro tedesco, assieme a Boyer, un castrone baio del 94 nato da Anmarcher Direx. 29° attualmente Heinrich Hermann Engemann, nato nel 59 a Forsmarsen. Ha vinto per 7 volte Nations Cup, Coppa delle Nazioni per lui, le partecipazioni sono state 35 in tutto. Nel 2000 ha vinto anche il concorso olimpico internazionale di Linz assieme a Iris. Poi assieme ad Iris ha vinto anche a Poznan nel 99 però, ha 2 bambini ed è sposato. Vive a Bissendorf. Qui è partito, direi, di gran carriera questo binomio e questo cavaliere Engemann. Attualmente, lo ripetiamo, sono veramente pochi coloro che parteciperanno al barrage. Vediamo la doppia gabbia. Che difficoltà, forse è arrivato troppo sotto nel verticale con tavole, però riesce poi a riprendersi benissimo. Girata a mano sinistra ora per andare a affrontare prima il verticale, poi la triplice. Vediamo un po'. Bravi, se la bevono ora, però occhio, che questa è la parte difficile. C'è la gabbia, bello. La parte più bella del percorso è sicuramente questa. Triplice e poi gabbia.
Adesso una bella girata a mano destra per andare a affrontare verticale. Ancora. Ora un largo. Attenzione, siamo nella parte finale praticamente del percorso. Ultimi metri per il tedesco, che potrebbe andare a tirar fuori un bel percorso netto. Vediamo cosa accade. Percorso... Ah! Fortuna! Si gira, bravo qui a guardare. L'ha tirato su lui con gli occhi, ha tenuto lì lui con gli occhi. Engelmann con Eboye 66-79 si porta al primo posto. Engelmann. Ora andremo a vedere Patrick McEntee, anche lui belga con il suo castrone baio. Quindi occhio ad Henrik Hennemann. E poi Patrick, come diciamo, McEntee, 80esimo attualmente McEntee. Vediamo alcune fasi. Con Sherry di Murimare ZZ, il suo castrone baio del 95 è nato da Salido e da Farn. Patrick McEntee, eccolo qua. Con Sherry di Murimare. Abbiamo visto intanto un altro percorso netto, quello di Henrik Hermann Hingemann. Vediamo Patrick McEntee. Si prepara adesso. Bello, certamente il cavallo, guardate che straordinario animale a vederlo così. Passa ora dinanzi alla fotocellula per affrontare il primo ostacolo, il verticale. Il largo, pardon, poi il verticale. Eccolo. Entrambi con una certa agilità, certa scioltezza. Poi una piega, una girata a mano destra e ancora un verticale. Attenzione adesso alla doppia gabbia. Fa dei piccoli passetti, bravo però. Poi una girata a mano sinistra questa volta. Si prepara per la parte che tanto ci piace. Verticale, triplice e poi gabbia. Qui dà un'altra acceleratina e via. Bravo. Siamo il pubblico qui che rimane con il fiato sospeso. Attorno sarebbe un altro belga ad effettuare eventualmente poi il barrage. Verticale, ben passato. Vediamo adesso cosa accade con il largo. Girata a mano sinistra poi per lui, fino a presentarsi al verticale. Siamo nella parte finale per questo binomio McEntee con Sherry di Murimare. Via, largo. E adesso qua tutti col fiato sospeso. L'applauso scroscia, sì, eccolo qui. 71,54, non è il tempo migliore, però è proprio bravo. Arriva anche lui al barrage. Sono quindi in tutto, facciamo un conto rapido, 1, 2, 7 cavalieri, 6 cavalieri, una mazzone a partecipare al barrage. Vediamo l'ultima parte di Patrick McEntee. Nonostante sia belga, il cognome non inganna, è ovviamente scozzese, comunque delle Highlands di derivazione. Ora siamo con Item de Quintin, un baio femmina per Nils Brycels. Nils Brycels, 223 il suo la sua posizione nel ranking. Per lui mai partecipazione alle World Cup. A Vilamura arrivò 14esimo nel 2004 in Portogallo con Domino de Fel. Da poco è in binomio con Item de Quintino, meglio, l'ho ripreso poco fa. L'aveva un po' lasciato nel 2003 proprio per Domino de Fel e poi si è riproposto proprio con questo cavallo. Non appare estremamente rapido, però finora pulito. Andiamo a vedere come affronta la doppia gabbia nella verticale con tavole, alla fine con il largo. Passaggio di sentiero pure lì, ben congegnato. Ora, verticale e triplice. Wow! Bene. Gabbia, l'errore, 2. Sono 2. 2 errori proprio della gabbia, dei 2 elementi che compongono la gabbia. Quindi fuori dal barrage per il belga Brycels. Girata a mano sinistra ora, nelle ultime proprio parti, verticale. Anche qui rischia un po', rimane però l'elemento intatto.
poi passaggio di sentiero, anche qua rischia, cade, no, non cade, e poi verticale. Tempo 70-82, sotto i 71, però 2 errori, 8 di penalità, fuori anche lui dalla parte finale. Niels Bruynseels, Alois Pullman Schwechhorst adesso, 20° attualmente Schwechhorst nella sua, eccolo qua, Pullman Schwechhorst, diciamo 20° nel ranking mondiale. Qui si presenta assieme al suo castrone esauro Cristallo 5, uno Steiner nato da Cartago nel 1995. 2 vittorie nella Coppa del Mondo per lui, 4 nella Nations Cup, Coppa delle Nazioni. Nono invece nelle finali a Las Vegas, con Candy 195 nel 2005. È sposato con Simone, alla quale piace molto la famiglia e la moda, la moglie insomma, gli piace fare shopping, diciamo così. Il papà è Alois, di professione è un industriale, ha 2 figli, nel 94 e nel 2002 sono nati Roswitha, Lena e Charlotte. È nato, lui dice sempre, sono venuto su con i cavalli, ho cominciato a nascere e già avevo dei cavalli in casa. La prima competizione fu a Les Boules nel 1987 e da piccino vinse un pony nel 1974, lui che è nato nel 64 aveva appena 10 anni. Qui intanto un errore per Pullman Schwechhorst, fuori quindi dal barrage anche lui. Quando siamo giunti al 24° dei 38 binomi che seguiremo insieme, ricordiamo poi il barrage è soltanto coloro che vanno in percorso netto, non è il caso ovviamente del tedesco che fa 2 errori, 72-43. Fuori Alois Pullman Schwechhorst con Cristallo 5, 17° al fin della sua prova. E Cristallo. Ora seguiremo Nina Fagerström, finlandese, 261° attualmente Fagerström. Miglior risultato con Shannon nel concorso ippico internazionale di Nashwatek di Lier in Belgio, del Trophy Nashwatek, l'8 dicembre scorso. Nina Fagerström che si presenta con lo stallone esauro Kelvin de Centermel, nato da Attila Dotin nel 1994, e subito prende il largo, nel senso che vanno e partono bene. Rischia un pochino con gli arti anteriori nel verticale, si presenta ancora con il verticale per poi portarsi alla doppia gabbia. L'errore intanto ci è arrivato poco convinto, in questo caso il binomio, e la doppia gabbia però che funziona. Girata a mano sinistra adesso per andare ad effettuare il verticale, poi il triplice e voilà. Errore nella gabbia, il primo elemento della gabbia. 2 errori finora, 8 di penalità per questo binomio. Anche il verticale non è granché, soprattutto così appare almeno nella velocità fino a questo punto per i 2 all'interno del Vlaanderen di Mechelen. Ricordiamo 7ª tappa della Coppa del Mondo di salto a ostacoli. Stiamo proponendo proprio in questa fase iniziale dell'anno. Passaggio di sentiero, qui un po' nervoso nell'ultimo ostacolo nel verticale il cavallo. È stata brava lei a controllarlo, a dargli una bella strigliatina. Nina Fagerström, 18ª con 9 in tutto di penalità, fuori dal barrage, quindi anche lei. Ora andiamo a vedere collega 56esimo, collega 56esima nel ranking mondiale, Helen Whitaker, con A.K. Locarno 62, uno stallone baio del 96 nato da Notaris, da Courville. Eccola qui, Helen Whitaker, nata nel 1986, giovanissima,
la britannica, ha vinto con AK Quintin a Londra il 13 dicembre scorso al Pony Club Mini Major Relay. Dei buoni risultati per lei negli ultimi giorni proprio del 2005, con AK Locarno 62 è arrivata sempre terza all'Accenture Christmas Presence, però sempre a Londra, quindi insomma roba tra virgolette comunque di casa sua. E qui si è presentata con un errore, andiamo a vedere cosa fa nella doppia gabbia. Rimane su per un soffio, guarda dietro, è rimasto veramente per un soffio la tavola, in verticale con tavole ovviamente. Affronta bene invece il triplice, non dopo però, fa una mezzo disastro. Due errori in sequenza, che niente, si ritira. Sì. Fuori, si ritira Allen Whittaker, ha visto probabilmente poco convinto anche il suo AK Locarno 62, 25esima in ogni caso. Rivediamo qua, questo è l'errore di presentazione nel verticale che non era proprio difficilissimo, poi va bene la doppia gabbia e poi errori dopo in successione che la spingono ad essere poco convinta lei e poco convinto il suo Locarno. Giù il cappello adesso a Juan Carlos Garcia. Come dicevamo, ci sta dando le buone soddisfazioni Juan Carlos Garcia, perché è settimo nella classifica provvisoria del Giro dell'Europa occidentale dopo 6 tappe. Si è comportato benissimo, diciamo, nell'apertura, nella terza tappa e nella quinta tappa, ovvero a Verona, quindi a casa a novembre scorso, e a Ginevra invece dall'8 all'11 dicembre scorso. Si presenta ora il nostro Juan Carlos Garcia, 55esimo nel ranking mondiale. Facciamo un po' di tifo ovviamente, ci mancherebbe altro, con il suo Toronto Van de Pendenborg, uno stallone baio nel 96 nato da Ohio. Van de Pendenborg e da Fantastic. Rischia un po' del primo elemento della doppia gabbia, buona la verticale con tavole, buono! Adesso una bella girata a mano sinistra per andare a levarsi di mezzo il verticale, vai col il triplice, vediamo un po', bene, buono Juan Carlos Garcia, nato, lo ricordiamo, a Bogotà, Colombia nel 67, di nazionalità giustamente ovviamente italiana, è stato campione italiano nel 2004 con Iron. Eccolo qui, ancora, per lui ben 3 Olimpiadi per Juan Carlos Garcia, forza, peccato, sì. Peccato l'errore sul largo, una penalità per Juan Carlos Garcia, peccato veramente, perché insomma l'ultimo ostacolo, qui ormai tanto è andata, nel senso che al barrage non può presentarsi, 2 errori, 70 e 91, l'applauso direi però sportivo del pubblico qui a Mechelen. 3 Olimpiadi per lui, dicevamo, è stato anche diverse volte al campionato del mondo per ben 3 volte. In ogni caso siamo contenti per questa partecipazione qui di Juan Carlos Garcia, per quello che sta facendo, complimenti a lui. Il peccato. Erik van der Vleuten ora, assieme ad Oklund, uno stallone baio del 96 nato da Holland e da Pilot. Per Erik van der Vleuten ci sono 3 vittorie nelle tappe di World Cup, è stato il campionato del mondo per ben 3 volte, nel 98 a Roma 37esimo, l'ultima volta le World Championship proprio Young Horses a Lanaken con Sunny Leo arrivò 22esimo. È sposato con Mareal, hanno 3 bimbi insieme, Michael, Melanie ed Eric di 16, 14 e 10 anni. Vive in Olanda ovviamente, a Mierlo. E per il momento, dopo i primi ostacoli, male non sta andando il cavaliere olandese Erik van der Vleuten. Andiamo a vedere cosa fa nella doppia gabbia. Ne esce bene. Peccato, non ne esce bene nell'ultimo elemento del largo. Ora verticale, triplice,
Qui è il momento più bello da vedere, diciamo così, più scenografico, perché comunque ovviamente si accelera, si dà più sfogo al cavallo, è più bello da vedere. Sbaglia nella gabbia. 2 errori, 8 di penalità per Erik van der Vleuten e Audis Soklund. Via, si ritira? Sì. O no? Sì. Van der Vleuten, eccolo qui, fuori, 26esimo Van der Vleuten. Ora è il momento di Leopold van Asten, altro olandese con Volgrep Flèche Rouge. Nomone, nome lungo per il suo baio femmina, dato nel 93 da Papillon Rouge e da Kissovo. Leopold van Asten, 35esimo nella classifica mondiale per l'olandese. È stato all'Olimpiade di Atene la scorsa estate, 2004, perdono, ovviamente, 2 stati fa, con Flèche Rouge, arrivando 28esimo, quarto invece il team olandese. Pochi, diciamo, finora al barrage. Avremo una seconda parte però intensa. Occhio, perché tutti coloro che hanno fatto il netto hanno tutti degli ottimi tempi, sotto i 70, soltanto sopra i 70, con 71,54 Patrick McEntee con il suo Chéri du Morimaré. Leopold van Asten, appunto, è il 29esimo cavaliere, doppia gabbia. Ecco, sempre lì. Errore questo è in fotocopia rispetto a colui che l'ha preceduto, ovvero Erik van der Vleuten. Identico errore. Nell'ultima parte della gabbia, qui sbaglia anche per l'ultima barriera, poi di fatto della triplice. Nell'ultimo largo con una fila di barriere in più. La fila di barriere in più appunto abbattuta. Sono finora 8 di penalità per il cavaliere olandese. Si prepara la parte finale, largo, poi ci sarà una bella girata a mano sinistra. Verticale. Passaggio di sentiero ora, penultimo ostacolo e poi l'ultimo con il verticale che chiude i 460 metri, lo ricordiamo. In tutto 13 ostacoli, 16 salti, si ridurranno nel barrage, diamo un anticipo. In tutto a 7 ostacoli, 8 salti. Ovviamente sarà questo il risultato, sarà sempre questo il percorso, però diminuito 280 metri, in tutto 48 secondi di tempo massimo, 96 invece di tempo limite secondi, questo è chiaro. Andiamoci a vedere adesso David Gioberti con Triomphe de Muse, uno stallone baio del 96, nato da Cincin e da Caprice d'Infront. Dopo che abbiamo visto Leopold van Asten non qualificarsi, per il francese poco e niente nella sua carriera, 214esimo finora nella Coppa del Mondo. 99 ha effettuato un gran premio a Tels, vincendo assieme a Barones. Vedere cosa farà qui adesso Gioberti. C'era un altro francese, l'abbiamo detto all'inizio, in questa settima tappa della Coppa del Mondo. Si trattava del connazionale Rosier, che però non è partito. È l'errore intanto nella doppia gabbia per Gioberti. Primo errore, 4 di penalità, verticale, ora triplice per lui. Bello. Si prepara adesso alla gabbia, fatta di 2 elementi. Aio! Via. In pratica non la digerisce proprio la gabbia, si innervosisce anche un po' il suo Triomphe de Muse. 3 errori in tutto, 12 di penalità, 51 secondi sono passati. Più fortunato su questo ostacolo. Poi una girata a mano sinistra per l'ultima fase di fatto della prova del Transalpino, che qui si va il passaggio di sentiero a comportare bene. Vediamo se garba al cavallo l'ultimo ostacolo, che è un verticale. Sì, David Gioberti non può assolutamente arrivare al barrage. Ora tra pochissimo Peter Wildey
statunitense, con il suo Baio Scuro Steiner, la Corrada, nato nel 94 dalla Cross e da Dorrado. 32esimo nel ranking mondiale lo statunitense, nato a Boston nel 65. Peraltro a Boston lui adora in settembre il whale watching, cioè guardare le balene che passano proprio dinanzi a Boston nel mese di settembre. È stato nel 2004 ad Atene, 49esimo, però ha vinto l'oro come team negli Stati Uniti chiaramente. Nel 2002 è stato anche a Jerez de la Frontera, per lui assieme a Fein Serà, terzo posto, e poi diverse volte nelle finali di Coppa del Mondo, in tutto 5 volte per la precisione, è veramente un veterano. È single, suo papà è John ed è proprio papà che l'ha avviato alla carriera di cavaliere. Risiede però in Olanda, nonostante lui sia appunto nativo di Boston, statunitense, perché dice che in Olanda insomma riesce a curarsi meglio, visto che di professione fa il cavaliere, che ha scelto quindi una vita nell'equitazione, riesce proprio a curarsi meglio di sé e dei suoi cavalli. A lui piace molto anche il downhill, la discesa libera con lo sci. Certo, insomma, vederlo in uno sport come l'equitazione, che è comunque composto, no? Questa è bella, questa antinomia che ci fa pensare a Wildy, perché sport molto composto, di stile se vogliamo, no? Come l'equitazione, come il salto con ostacoli, e poi lui si sfoga gettandosi su a 100 metri all'ora, non so se andrà a 100 metri all'ora nella discesa libera, però insomma certamente piano non andrà. Questa antinomia insomma della personalità del cavaliere statunitense, che finora ha un errore, 4 di penalità. Peccato, perché non stava andando male fino a questo momento, fino anche all'errore qua nel verticale. Parti finali, passaggio di sentiero, abbattuto, sono 3 adesso gli errori, verticale finale, qui di poco. Non abbatte anche questo ostacolo, 69 rotti, 68, 23esimo, 12 di penalità per Peter Wildy. Andiamo adesso a Bojan van der Schans. Van der Schans sarebbe meglio. Bojan van der Schans, l'olandese, assieme al suo neveu, un Morello nel 96, nato da Contango e da Furioso. Lui che fa parte della scuderia di Martin de Haas, l'olandese, nato nel 61, nell'88 a Seul, fu 41esimo ai Giochi Olimpici con Olympic Treffer, e campione del mondo nell'86 ad Aachen in Germania, sempre con Treffer, 31esimo. Vive vicino Utrecht. Finora si è ben comportato qui, un po' fortunato nel verticale. Andiamo a vedere la doppia gabbia. Primo elemento passato, verticale in tavole passato anche il largo. Ora una bella girata a mano sinistra per Van der Schans, dove vedremo una tale Chiaudani, altro italiano, con Ariane Dautier. E qui intanto l'errore nella gabbia, nel primo elemento della gabbia per il cavaliere olandese. Fase finale della sua prova. Qui ben si comporta, ora una girata a mano sinistra per verticale, poi passaggio di sentiero, abbattuto, e poi l'ultimo verticale che chiude la prova dei 460 metri con altro errore, 67,20. Ha rischiato la fine, che ha spinto molto per avere più crono, più tempo. Tanto c'è anche Babbo Natale dietro, l'abbiamo visto adesso. Il tempo non è che fosse male, è tutt'altro. Finora il migliore è il 66,79 nel netto di Heinrich Hermann Engemann. Ora seguiamoci insieme però il nostro Natale Chiaudani, nato nel 60 a Tortona, vicino Alessandria. È stato all'Olimpiade 39esimo
nel 96 ad Atlanta con Reingold de Dieu. Qui lo vediamo con, diciamo prima proprio Ariane Dautier, un baglio femmina nata nel 1995. Giochi del Mediterraneo, è stato secondo nel 97 a Bari, ad Almeria in quelli recenti, lo scorso agosto con Ariane Dautier ottavo. Ha vinto per 2 volte secondo nel campionato italiano, nel 98 e nel 97, terzo nel 2005 per Reni del Vivaio, sempre con Ariane Dautier. Per il nostro Natale Chiaudani. Lui e Garcia appunto ci rappresentano questa tappa di Coppa del Mondo. Vediamo la doppia gabbia, peccato. Peccato per il verticale con tavole, per Natale Chiaudani. Ed ora dà una bella spinta, prima con il verticale e poi con il triplice, saltato bene, peccato, una penalità. Oh, qui la gabbia, bene. Molto bene, girata poi a mano destra per Natale Chiaudani, il ragazzo di Tortona. Verticale, va in grande scioltezza finora, era andato benissimo, peccato veramente per quella parte finale. Anche qua è bravo a raddrizzare la traiettoria, poi una girata e adesso nella parte finale proprio. Vediamo il largo, peccato, lo anticipa troppo. 2 errori, 8 di penalità, guardate che bel tempo, 67,56, era inferiore soltanto al 66,79 di Heinrich Hermann Engemann, 11°. Un buon tempo per Natale Chiaudani, peccato veramente per lui. Vediamo qua le fasi buone, l'errore qua nell'elemento centrale della doppia gara. Ed ora andiamo a vedere dopo Chiaudani Tina Lund, la danese con il suo sauro femmina andante, nata nel 94. Eccola qui Tina Lund. Vedete che bel cappellino di paglietto colorato, bel caschetto, molto direi da fine d'anno, se siamo ormai all'inizio dell'anno. 84esima Tina Lund, per lei ci sono, nata nel 1981 a Schevinge, Danimarca ovviamente. Il padre è stato un giocatore di calcio e lei dice che la sua mamma come lavoro fa la migliore mamma del mondo. Le crediamo sulla carta. Finora 2 vittorie nelle tappe di Coppa del Mondo su 11 partecipazioni, è ovviamente un atleta di spessore. Ah, peccato qui, andare a sbagliare Tina Lund. Anche lei, come Natale Chiaudani, ha sbagliato la parte centrale della doppia gabbia nel verticale con tavole, non sono riusciti a digerirlo. E a vedere il triplice, bello, elegante questa ragazza. Elegante anche molto però il suo bel andante, la sua bella andante, un sauro femmina. 4 di penalità, un errore finora. È passato molto bene la gabbia, è passato bene il triplice, peccato per quell'errore proprio al centro. A vedere questo largo. Tina Lund. Ha partecipato anche lei al San Patrignato quest'anno, lo scorso anno, nel 2005, 22esima è arrivata. Nono invece il piazzamento per la Danimarca. Brava nel percorso di sentiero nel largo e poi alla fine il verticale. 69,42, ottimo tempo, un solo errore non le permette di partecipare al barrage. Nona comunque, è felice, va ad accarezzare il suo andante. Ora andremo a vedere Josh Lansing, belga Josh Lansing, assieme a Cavalier Scumano, un Holsteiner stallone grigio del 93, nato da Cassini della scuderia Van der Lingen. 34esimo anche lui, insomma, atleta di spessore importante. Josh Lansing è stato, pensate, dall'88 al 2004 ininterrottamente alle Olimpiadi, quindi ha fatto Seul, Barcellona, Atlanta, Sydney, Atene, con Cartago 2 edizioni, quella di Atlanta e quella di Sydney, con Felix Edegano, Barcellona e Seul, e con Cumano appunto questo, il cavallo invece ad Atene, miglior piazzamento personale, un 11° posto, Atlanta nel 96. 6° posto invece a Jerez della Frontera nel 2002 nel campionato del mondo.
risiede a Lanaken in Belgio, sposato con Marielle, ha un bimbo, Zendnik, nato nel 1993, una bimba, pardon, Rosanne Zendnik, doppio nome. E qui parte per la sua prova. Largo e verticale della prima sezione, della prima parte, sono stati effettuati benissimo. Peraltro ricordiamo dove è piazzata anche la giuria, dove è il triplice, non l'abbiamo mai detto finora, ce ne scusiamo. Quindi la doppia gabbia va bene, non si scompone più di tanto Jos Lansing. E qui c'è in pratica la giuria, dove è il triplice, la giuria è lì che segue tutto. Ora attenzione al dopo il triplice, alla gabbia. Sbaglia il primo elemento, non il secondo, la prima penalità, primo errore, prime 4 penalità per lui. Dovremmo vedere poi Philippe Lejeune, Nick Vrins, Tony Hassman per chiudere. Finora pochi al barrage finale che seguiremo ovviamente insieme dopo un piccolo stacco pubblicitario. 4 di penalità intanto per questo binomio. L'ultimo passaggio di sentiero, errore, il secondo va a chiudere con il verticale. 72-54, tempo abbastanza elevato con 2 errori per lui. Jos Lansing fuori dal barrage ovviamente, adesso Nick Vrins. Ha avuto sotto 2 Nick Vrins, il prossimo... No, dobbiamo vedere prima Nick Vrins, mi scuso, Philippe Lejeune, pardon. Philippe Lejeune con il suo sauro femmina Sara de Saint-Pierre, nata nel 95, e la mamma Skippy. Eccolo qua, Philippe Lejeune, nato nel 1960 da Uccle in Belgio. 2 delle sue affermazioni su 72 presenze alle tappe di Coppa del Mondo, è stato per 3 volte il campionato del mondo 2002, 88 e 94, mai oltre il 20° posto. Non è mai andato alle Olimpiadi. Sposato con 2 bimbi, Philippe Junior e Thibaut. La sua prima competizione fu nel 79 nel campionato ippico internazionale di Bruxelles, la capitale del Belgio ovviamente. Doppia gabbia adesso. Primo errore, secondo errore, terzo errore no, ma 2 bastano per 8 di penalità. Per Philippe Lejeune. Avremo Nick Vrins, sì, e poi Tony Hassman. Chiuderemo con questi 38 binomi per andare a seguire poi il barrage finale che ci determinerà anche la classifica ovviamente. Bella adesso girata a mano destra per lui. Peccato per quell'errore, quei 2 errori nella doppia gabbia, perché dopo è andato meglio. Sono andati meglio questo binomio è andato meglio, questo cavaliere e il suo cavallo appunto, Lejeune, con Sara de Saint-Pierre, questo sauro femmina di 11 anni. Fortunato il passaggio di sentiero nel largo finale e poi nel finale verticale. 72-54, l'applauso però c'è. Philippe Lejeune, anche lui belga, diciamo erano 12 in tutto i binomi, meglio, ammazzano i cavalieri di nazionalità belga, quindi vediamo l'errore proprio nella gabbia, la doppia gabbia per lui, 2 errori nel primo largo e poi nel verticale con tavole, buono invece il secondo largo. Nick Vrins, che lui belga, 3 vittorie, 3 partecipazioni alla Nation Cup, 2 vittorie per lui, insieme a Nagano, dove ci furono peraltro le Olimpiadi invernali, che si avvicinano, l'Olimpiade invernale si avvicina adesso a Torino. A Nagano quindi per il suo stallone baio, nato nel 95 da Lux e da Zed, per Nick Vrins, che ha cominciato la sua prova. Girato a mano destra per il verticale. Ben passato, ora vediamoci la doppia gabbia, l'elemento che più ha infastidito fino a questo momento cavalieri amazzoni. Buono, supera invece con una certa scioltezza, girata poi a mano sinistra per presentarsi di fronte, prima il verticale e poi il triplice. Ci sono stati meno errori nel triplice ovviamente perché c'è più spazio anche per caricare
per velocizzare rispetto qui è stato bravo a scuotere il cavallo alla fine, sembrava quasi volesse effettuare un rifiuto Nagano, stava quasi per puntare, lui è stato bravo, certo alla fine lo ha convinto a saltare, però con un errore, in ogni caso bravo, anche qui un po' nervoso, questo bel cavallo che ricorda tanto Furia, il famoso telefilm degli anni 70 con questa nero scuro, comunque questa macchiolina bianca sulla fronte. Sbaglia nel verticale, ci è arrivato un po' pesante con gli arti posteriori, salta bene invece nel largo e poi nel finale con verticale va bene. 70-53-8 Nick Prince con Nagano. Tony Hassman adesso toccherà a lui, al tedesco con il suo Mures Le Patron, uno Steiner castrone baio nato da Lord Liberty e da Zeus. Nel 75 è nato invece Tony Hassman a Lienen. Per lui ci sono 5 vittorie nella World Cup, 2 nella Nation Cup. Lui di professione fa proprio il cavaliere, sposato con Ania, e lei in pratica si occupa della loro fattoria molto bella che hanno, che fu tirata superata dal papà Reinhardt e dalla mamma Kunilt. La mamma è una amazzone di dressage. E il papà è allevatore ed allenatore, entrambe le cose. E quindi vediamo Tony Hassman cresciuto a pane e cavallo. Cosa ci potrà fare? Relativamente giovane, 4 novembre del 75, da poco quindi ha compiuto 30 anni, auguri. Fortunato qui, con l'arto destro anteriore tocca il suo Mures Le Patron, l'elemento del verticale che rimane però lì, ben saldo. Andiamoci a vedere adesso la doppia gabbia. 1, 2, tavole con verticale con tavolo superato, anche superata questa ultima parte della doppia gabbia. Si mette adesso con il triplice, prima il verticale, poi triplice e poi gabbia. Bello! È molto elegante. Mures Le Patron, fortunato ancora, tocca con lo zoccolo, bravo, qui c'è tutto di stupore del pubblico di Mechelen. Ricordiamo che non abbiamo più avuto un netto da Patrick McEntee, quindi ben 20 binomi fa. Girata a mano sinistra adesso per Tony Hassman, il verticale passato con semplicità. Ultimi 2 ostacoli per lui, passaggio di sentiero, vediamo un po', verticale, un tempo direi pure entusiasmante, 68,39, più alto rispetto a quello del connazionale suo Heinrich Engemann con 66,79, passa al barrage con Mures Le Patron. Eccole qui, rivediamo proprio quelle che sono le evoluzioni di Hassman. Andiamoci a vedere chi va al barrage, che insieme seguiremo. Eccoli qui, Alves con Topic Van Truft, Wimmersman con Clinton 53, Clearen con Andiamo Zed, Schwitzer con Unique, Aufrecht, Pia Louise con Hofgut, Riederbach, Sabriska, Engemann con Abeuer, i primi 6, però qui ci manca ovviamente lo 0 che vedete sopra i tempi è la mancanza di errori, di penalità. Ci mancano Patrick McEntee con Sherry Di Mori Maré e Tony Hassman con Mures Le Patron. A tra poco per il barrage.